Eccoci qua amici del calcio a 5, ben ritrovati dal mini palazzetto dedicato alla memoria di Paolo Paganelli di via Fausto Coppi, Cesena. Stanno per dare inizio alla prima gara della seconda giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie 2 Elite, la Futsal Cesena e il Lecco Calcio a 5. Si sono schierate al centro del campo le formazioni che verranno dirette dalla terna composta dal signor Gianluca Ruotolo di Chieti, il signor Michele Romeo della sezione di Roma 2 e al crono il signor Francesco Cocco di Parma. Seconda giornata di ritorno ed è un altro big match perché Lecco Cesena hanno condiviso fino alla giornata scorsa la testa della classifica assieme alla Vinum Italy Petrarca, tutte e tre in testa con 25 punti. Poi nel sabato scorso per il Lecco venerdì sera, nella prima giornata di ritorno, i risultati sul campo hanno modificato l'assetto della classifica, che vede la Vinum Italy solitaria capolista dopo aver battuto per 3-1 in casa proprio la Futsal Cesena. Il Lecco, che ha pareggiato in casa 2-2 con l'Atlante Grosseto, segue a 26 punti e è rimasta a 25 appunto la squadra oggi padrone di casa, la Futsal Cesena, che giocherà con la divisa completamente oro, di fronte al Lecco invece in maglia blu e pantaloni celesti. Si riparte, nemmeno un minuto di gioco, con Pieri che va a cercare in verticale, trova l'imbucata per Gardelli, Gardelli la mantiene in campo, affronta Rosati, poi retrocede il pallone per Pieri, ancora Hakimi, si gioca ora sulla banda sinistra, va via Hakimi, tenta la puntata, prima conclusione in porta della partita, Youssef Hakimi. Parte il Lecco in contropiede, attenzione Masini, non lo tiene Gardelli, Masini va alla conclusione direttamente sul fondo. Passa Traversari, si accentra Traversari, Gardelli, conclusione rete. Minuto numero 15 del primo tempo, ha pareggiato la Futsal Cesena. Tortorella ora lo scambio con Rosati, Rosati conclusione, la parata di piede, il riflesso incredibile di Montalti. Un minuto alla fine con Hakimi, la mette giù Hakimi, lo raddoppiano, deve retrocedere ora, poi prova lo stesso ad andare, Hakimi si fa spazio, finisce a terra, gli arbitri non fischiano, attenzione al Lecco, Seferi, conclusione alla rete del 2-1 di Seferi. Questa volta Montalti non è riuscito a trovare la deviazione giusta. Al minuto 19 e 10 secondi la rete del 2-1 del Lecco con Seferi, quindi adesso invece a protestare il Lecco perché viene fischiato il sesto fallo. Pritoni su contro Pulcini, occasione per pareggiare proprio al tramonto del primo tempo. Vediamo Pritoni che si prepara, la rincorsa, il sinistro di Pritoni, il palo. Eccoci qua amici del calcio a 5, seconda giornata di ritorno, Serie 2 Elite Girone A, ritornano in campo e si schierano sul parquet del mini palazzetto Paolo Paganelli, la Futsal Cesena ed il Lecco, dopo un bel primo tempo che vede per il momento in vantaggio il Lecco per 2-1. Poi pallone da un portiere all'altro, ancora però è la Futsal che può giocare con Gardelli e va a prendere Dentini, ancora lo scambio con Pieri, poi Dentini, pallone troppo corto per Gardelli, parte Anderson, la conclusione, attenzione la rete di Alciati.
la deviazione di Montalti e il Lecco non perdona. Portiere di movimento a 4 minuti e spicci dalla fine per la Futsal Cesena, Jacopo Prittoni con la maglia bianca. La conclusione di Gardelli, Pulcini stasera non ne vuol sapere. Gardelli dentro per Pieri, attenzione alla conclusione, il gol. Seferi segna la tripletta. Alla prima occasione ha perso palla la Futsal ed è stata immediatamente punita dal Lecco, quindi la rete del Lecco al minuto 16 e 22 secondi. Dentini per Achimi, ancora Dentini, ancora il Lecco e ancora la rete di Alciati, e stavolta è notte fonda per la Futsal Cesena. Quinto gol del Lecco al minuto 17 e 20. Finisce quindi qui la partita con la vittoria del Lecco Calcio 5 per 5-1 sulla Futsal Cesena. Arrivederci al prossimo match sul canale della divisione Calcio 5. Buonanotte a tutti.